Le aggressioni sia verbali che fisiche nel pronto soccorso sono sempre più numerose. Un quarto di questi episodi avviene tra le 9 e le 12, l'orario in cui c'è una maggiore affluenza di utenti e si allungano i tempi di attesa. A Verona, dopo un incontro tra sindacati e direzione, è stata accolta la proposta di installare delle videocamere nei triage dei pronto soccorso. Noi abbiamo colto l'occasione dell'installazione della nuova videosorveglianza per chiedere che vengano messe delle telecamere all'interno dei triage che puntino proprio su quelli che sono gli utenti e che insieme ai cartelli che vengono posti per la privacy, insomma, funzionino da deterrente nei confronti dei pazienti, degli utenti. Nei 4 pronto soccorso Scaligeri nel 2023 si sono registrate 90 aggressioni. Si sentono a rischio anche perché quello che è il posto di polizia viene chiuso alle 4 del pomeriggio, quindi di notte se dovesse succedere qualcosa devono chiamare la polizia o i carabinieri. Gli operatori sanitari oggi possono anche utilizzare i propri cellulari per documentare un'aggressione. Allora adesso c'è la possibilità dopo una sentenza che è quella di utilizzare dei dispositivi propri per la registrazione audio sia per autodifesa che per denuncia.